la trasmissione interumana per questo tipo di antivirus non è possibile, non è descritta, quindi su quello dobbiamo essere assolutamente sereni e tranquilli. Tranquillizza la popolazione il dottor Sergio Venturini, responsabile della struttura semplice dipartimentale di malattie infettive dell'ASFO, rispetto al primo caso autoctono di antivirus rilevato in Friuli Venezia Giulia. L'infezione è stata scoperta in un trentenne della Valcellina, ricoverato nel fine settimana all'ospedale di Pordenone con febbre alta e disturbi intestinali, un uomo che per lavoro frequenta aree boschive. Il trentenne non è in isolamento e sta bene, conferma Venturini. Il tipo di infezione presa si trasmette da animale a persona, a veicolarla possono essere i roditori. L'antivirus è un tipo di virus che si acquisisce di fatto dalla fauna selvatica, dalle deiezioni dei topi, si può acquisire per aerosolizzazione o per contatto diretto proprio, quindi l'esposizione è tipica di alcune classi poi di persone particolarmente a rischio. Il primo caso autoctono di paziente sintomatico in Friuli Venezia Giulia che è rimasto in Friuli Venezia Giulia, quindi è un caso rarissimo. L'importante è il fatto che nonostante il caso raro in 4 giorni siamo arrivati a una diagnosi, per cui penso che sia il messaggio più bello da dare poi agli ascoltatori. Non risultano al momento, tra i contatti lavorativi del trentenne che possano aver frequentato aree con roditori, altre persone con sintomi sospetti, né zone sconsigliate alla popolazione. Sono in corso gli accertamenti, come per ogni tipo di malattia infettiva abbiamo diciamo così, un tipo di percorso che è la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione e dal Dipartimento di Prevenzione poi partono le interviste a cerchi concentrici a seconda ovviamente dei contatti. Dobbiamo indicare alcune precauzioni su aree da evitare? No, di fatto non c'è pericolo per la popolazione, per cui siamo tranquilli.